Sono il migliore, secondo la giuria del Riformista, che fra l'altro è composta da 50 autorevolissimi giornalisti della carta stampata e della televisione. Io sono il miglior amministratore d'Italia per il 2010. È un premio fra l'altro assolutamente rispettabilissimo, ho battuto Chiamparino di poco e quindi è una bella soddisfazione. Presidente, come ha commentato questa sua vittoria? Con una battuta facile, ma era simpatica anche. Sarà per questo che ti hanno mandato a casa, mi ha detto, è vero. Presentate il portale con le realizzazioni, con il lavoro fatto in 5 anni, ma dovesse, anche se poi venisse ascoltato, questo si vedrà, insomma, dare una raccomandazione di continuità del lavoro di chi presiederà la Regione dopo di lei, su cosa bisogna restare con le unghie aggrappate ai temi, al territorio, cosa sviluppare? È il programma elettorale della prossima legislatura, sintetizzarlo in un attimo è un po' difficile, però una raccomandazione io mi sentirei di fare. Intanto di continuare con questo strumento, che è lo strumento di verifica da parte di ogni cittadino che può accedere al portale sapendo, ottenendo una risposta a qualsiasi interrogativo e soprattutto a quello fondamentale. Cosa ha fatto la Regione di quello che aveva promesso di fare? Ecco, lì c'è. Seconda cosa, io chiederei di non disperdere quello che ci ha fatti diventare, e non lo eravamo, la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia, con un'attenzione particolare che è quella all'internazionalizzazione e alla innovazione. Questi sono i temi che ci rendono ricchi, uniti alla felice collocazione geografica. Insomma, se non sfruttiamo questi vantaggi noi davvero buttiamo via quello che abbiamo ereditato dalla fortuna.